Ci sono dei giorni dove non fai gol e tutto diventa più complicato. È una partita sicuramente da chiudere al primo tempo, non ci siamo riusciti, non siamo stati bravi sotto porta oggi e nel secondo tempo siamo andati un po' in difficoltà. Loro con questi lanci lunghi ci hanno messo abbastanza in difficoltà e non siamo stati bravi, siamo stati molto passivi ad attaccare questa palla lunga e abbiamo preso gol su un calcio d'angolo evitabilissimo. Siamo stati bravi a riprendere subito la situazione, fare gol, potevamo triplicare, però alla fine penso sia pienamente meritata. Ecco, hai detto bene, giochiamo tra 3 giorni, tra 3 giorni se ne parla, incontriamo una signora squadra, prima in classifica, è una partita difficile, noi stiamo giocando tanto, veramente tanto, siamo un pochetto stanchi, speriamo di riprendere qualcosina per mercoledì, però le partite, ripeto, iniziano sempre e solo dallo 0-0, poi il resto si vede. No, ma il merito è tutto della squadra, del gruppo, e società, mister e tutto il Geraci nel suo contorno, perché abbiamo fatto non so quante partite e finora le abbiamo vinte tutte e pareggiate una. Questo vuol dire che non c'è un singolo che ti fa la differenza, ma siamo non 11, 22 leoni, perché chi entra alla panchina dà più di quello che è in campo, quindi devo fare solo i complimenti a tutti noi, tutto il Geraci. Devo dire che ho trovato nel Casteldaccio una squadra veramente compatta. Devo dire che nel secondo tempo sono entrati con una verve diversa, però noi non potevamo lasciare punti, anche perché ho appena saputo che dietro di noi hanno appunto perso punti. Oggi era fondamentale portare il bottino pieno a casa. Ci siamo riusciti e complimenti sempre a tutti. Ma, sicuramente la Coppa è una manifestazione importantissima. Come obiettivo abbiamo di vincere tutto. Personalmente e penso anche collettivamente dobbiamo vincere campionato e Coppa. Io spero che arriveremo fino alla fine. Già abbiamo la testa mercoledì che dobbiamo fare questa trasferta pesante tra virgolette perché è lontanuccia, però andiamo sicuramente là a battagliare.